tutti. Benvenuto a tutti coloro che sono presenti oggi. Mi riferisco alla piccola rappresentanza di fedeli che ci hanno aiutato ad avviare questo culto sperimentale, nel quale camminerà la diretta e la reale. Alla mia destra troverete lo studio virtuale, che ci ha seguito per un po' di tempo su YouTube e che ci seguirà prossimamente. E poi questo preciso luogo, in qualche modo, dal quale ripartiremo con tutte le attenzioni del caso: distanziamento sociale, assicurare tutte le norme igienico-sanitarie in osservanza delle leggi prescritte per questo caso, poi anche la geografia della stanza ci lascia percepire i cambiamenti che abbiamo dovuto attuare, ma anche il privilegio di reintegrare i due ordinamenti dati alla Chiesa, il battesimo e la cena del Signore, quali elementi visibili, una fede invisibile. E oggi seguiremo anche un percorso cultuale nel quale invocheremo il Signore. Siamo qui per questo è il nostro scopo. Confesseremo il peccato rievocando continuamente l'opera di Cristo come unica via per accedere al Padre. Confesseremo il peccato. Poi ci predisporremo all'ascolto della parola di Dio, che oggi sarà predicata dal pastore Vittorio Su, fine memoriale del pane e del vino, facendoci guidare dallo Spirito Santo per avvicinarci ad essi e sperimentare una comunione piena, pagata dalla sua presenza e dallo stare insieme. L'incontro di oggi nasce dall'esigenza di rispondere a quella domanda che troverete in alto: chi salirà al monte del Signore? Chi potrà stare nel luogo santo? Ecco la risposta: l'uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva l'animo a vanità e non giura con il proposito di ingannare. Sentiamo subito una tensione tra Dio e l'uomo. L'incontro prevede un protocollo che necessita di una osservanza precisa. Quale più grande benedizione può esserci se non quella di trovarsi alla sua presenza, poter salire a quel monte, espressione simbolica della presenza di Dio. Potrà rimanere nel luogo santo senza avere timore, anzi sperimentando accoglienza e ristoro. Pertanto questa mattina vogliamo invocare il Signore e andare alla sua presenza, salire, fermarci, meditare, riflettere, dare quella riconoscenza. Tanto vorrei incoraggiare a questo canto la bontà del Signore. Dirà il testo: mai finirà, egli è una rocca. Quali effetti ha prodotto il lamento che abbiamo vissuto negli ultimi mesi? Alcune famiglie sono state attraversate dal dolore. Quale disagio hai vissuto? Metti il tuo questa mattina e avvicinati alla bontà del mio. La bontà del mio Signore mai finirà, forte rocca per chi spera, lui confiderà la grandezza del suo nome, sua parola con gloria sua sarà per onestà. La bontà del mio Signore mai finirà, forte rocca per chi spera, lui confiderà la grandezza del suo nome, la sua parola con gloria sua sarà per ogni età. Tu sei il Dio del cielo, il principio e la fine, e sul trono tu siedi eccelso re, rimarrà nelle difficoltà, e sul trono Dio e chi temerò.
veramente non cambi mai. Anche in questa relazione che ci ha creati maschi e femmine, scopo di avere una relazione. Questa mattina con forza e determinazione, Signore, dobbiamo rievocare questa donna che anche la vita farci piccola oggi caldo. Dobbiamo anche confessare, potrà stare l'uomo in noi. Allora guardo me stesso e come posso davanti alla tua santità lo possiamo, Signore, lui vogliamo benedire la conoscenza dell'uomo non può essere garantita forse, ma da una relazione, soprattutto dalla mediazione mediatore. Dobbiamo subito introdurre questa tensione che risolve Dio stesso, la persona del figlio. Ma negarla o ometterla significherebbe non dare un senso stesso a questo incontro. L'Apostolo Paolo in Efesini 2, 4 a 7, alla Chiesa. 4, 7, ma Dio che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con lui fa un inciso. E per grazia che ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia, mediante la bontà che ha avuta per noi. E allora ritorniamo a quella famosa domanda che ha introdotto il nostro salirà. Chi potrà stare nel luogo santo? Uomo innocente, mani, cuore puro, che non eleva l'animo a vanità, cura con il uomo diventa per grazia. Non potrà mai esserlo dal primo. La purezza delle mani e del cuore appartengono ad un nuovo stile di vita, garantito dal perdono di noi. Morti spiritualmente, incapaci di stare su quel monte, e abilitati a salire. Vorrei leggere tutto il 4. Alla fine. Un salmo di Davide. Al Signore appartiene la terra e tutto quello che è il mondo e i suoi abitanti, poiché egli l'ha fondata sui mari e l'ha stabilita sui mari. Salirà al monte del Signore, potrà stare nel suo luogo santo, uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva l'animo a vanità, che non giura con il proposito di ingannare. Egli riceverà benedizione dal Signore, giustizia dal Dio della sua salvezza. Tale è la generazione di quelli che lo cercano, quelli che cercano il tuo volto. Porte, alzate i vostri, e voi porte eterne, alzatevi, e Re di gloria entrerà. Chi è questo Re di gloria?
è il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia, o porte. Alzate i vostri frontoni, alzatevi, o porte ferme, e Re di gloria entrerà. Chi è questo Re di gloria? Domani. È il Signore, è il Re di gloria, è il Signore degli eserciti che è nato in questo periodo difficile e ci accompagnerà ancora. Egli gloria. L'idea di una creazione priva di un creatore non ha senso. Pensare che tutto non abbia uno scopo è pura follia. La terra, i suoi abitanti appartengono a Dio. Non siamo proprietari di nulla, meno della nostra storia. Il Covid-19 ce l'ha ricordato che non siamo proprietari anche il futuro, ma il Signore è il Signore. Consegniamo a Dio tutto, anche la nostra vita, perché Gesù ha rimosso quella tensione che ci impediva di essere alla sua presenza. In Lui l'uomo è innocente, darà benedizioni anche nel dolore e la sofferenza. Allora prendiamo un momento libero, dove veramente possiamo manifestare la gratitudine, la riconoscenza, ma anche l'ancora di salvezza che ci viene dal cielo attraverso il Signore. Stiamo avendo parole della nostra bocca, dato colpa, peccati, questi tali da poter comparire la tua benedizione. Benedetto il tuo nome, Signore, benedetto il tuo nome perché tu sei sempre presente con noi da momenti di lieta gioia. Questo ritorniamo, benedetto il tuo nome, Signore. Anche per la pioggia. Benedetto il tuo nome, Signore, per la tua parola, per la scrittura, alla quale noi possiamo accedere, possiamo attraverso essa conoscere i tuoi piani nella storia dell'umanità. Padre, ho bisogno di te. Non l'uomo in tanto questo canto solo bisogno di bisogno di ci sente certo, anche un accompagnamento per la quotidianità con questo Padre, bisogno di te. Quando usciamo di casa, quando ci andiamo al lavoro, quando andremo a scuola, quando prima di entrare a scuola, Padre,
ora porci il porto della che Dio è un non è facile, qualcosa di esso, tanto è necessario un'apertura di cuore. Deve essere una grande, una forte aspettativa che il Signore che pone il suo nome sulla terra. Tanto la parola Bene, buona giornata. Dunque, siamo questo nuovo percorso nel modo in cui ogni percorso della nostra vita di ogni giorno dovrebbe essere con la preghiera. Signore, allora perché è grande e potente, sei glorioso. Il tuo splendore, Signore, non si vede soltanto. La tua maestà si legge nella tua parola, Signore. Tutto quello che sta in cielo, sulla terra è tuo, Signore. Possiamo pregarti come le volte è stato fatto, chiedoti, Signore, il regno è che dinanzi sovrano. Sia benedetto il tuo nome, Signore. E ogni parola che leggeremo sia fonte di crescita, di abbandono alla tua logica, tua verità. Lo chiediamo nel nome potente di Gesù Cristo. Amen. Ecco dunque che dovremmo cominciare proprio con la preghiera, l'incontro di oggi. L'incontro di oggi io vorrei che lo ponessimo alla nostra attenzione nell'ambito della lode, del ringraziamento e dell'intercessione. Il modo per pregare, il tempo per pregare, l'oggetto della nostra preghiera deve sempre essere inteso nel quadro della lode, del ringraziamento e dell'intercessione. Vedremo oggi alcuni passi della parola, ecco uno che è già comparso per concentrarci in questo senso della lode, del ringraziamento e della domanda e dell'intercessione. Il primo passo è proprio quello che ho parafrasato io un momento nella mia preghiera precedente. È colto da Prima Cronache, il capitolo è il 29, il versetto è il numero 11. Siamo nel Vecchio Testamento, nell'Antico Patto, e troviamo scritto: a te, Signore, la grandezza, la potenza, gloria, lo splendore, la maestà, poiché tutto quello che sta in cielo, sulla terra è tuo. A te, Signore, il regno, a te che ti innalzi come sovrano, al di sopra di tutte le cose. Lo possiamo pronunciare anche oggi, questo momento di preghiera, anche se nel suo contesto nasce in un momento molto speciale della vita del popolo di Israele. È re Davide che nel momento in cui consegna il futuro del regno al figlio Salomone, indicando al popolo che sarà lui che costruirà il Tempio, formula questa preghiera. È una preghiera quindi contestualizzata nel tempo storico di Davide, che sta per diventare il tempo storico di Salomone,
questi due grandi re di Israele, questi due grandi sacerdoti dell'Eterno, ma può essere anche per noi oggi un motivo di riflessione, perché dobbiamo sempre sottolineare che la preghiera di lode riconosce proprio la proprietà di Dio, le caratteristiche. Guardatele un po', grande, potente, glorioso, splendente, re di tutto, re del cielo e della terra. La lode che invita a pensare a Lui, la sua altezza, al di sopra di tutto, la sua sovranità. L'abbiamo già detto a volte, non è un discorso nuovo, ma dobbiamo sempre ribadire questa certezza della sovranità di Dio e questa assolutezza della sua potenza. Ce lo dobbiamo continuamente ricordare. Così come dello stesso contesto il Salmo 100. Qui non è il contesto strettamente davidico, ma è il contesto comunque dei salmi che implicano la lode a Dio, e qui troveremo, guardate un po', come, in che modo si può lodare Dio e perché si può lodare Dio. Quindi questo secondo passo che ci induce a riconoscere che il primo atteggiamento che noi dobbiamo avere nei confronti del Signore è quello di lode, si vede dal Salmo 100, lo voglio leggere per intero. Mandate grida di gioia al Signore, abitanti di tutta la terra. Servite il Signore con letizia, presentatevi gioiosi a Lui. Riconoscete che il Signore è Dio, è Lui che ci ha fatti e noi siamo Suoi. Siamo un Suo popolo e gregge di cui Egli ha cura. Entrate nelle sue porte con ringraziamento e nei suoi cortili con lode. Celebratelo. Benedite il Signore, perché il Signore è buono, la sua bontà dura in eterno. La sua fedeltà per ogni generazione. In che modo? Avvicinarci all'Eterno. Con grida, alzando la voce. Molto spesso noi abbiamo proprio alzato la voce. C'è un inno che dice gridiamo a Dio con forza, e noi non abbiamo timidezze, non dobbiamo averle di fronte. E poi dobbiamo presentarci in che modo Lui? Con gioia, felici di stare insieme, come questo momento in cui ci ritroviamo. Ma felici di stare insieme vuol dire avere una serenità interiore che ci pone nel momento in cui lodiamo Dio con una grande apertura del nostro cuore, con gioia. E poi riconoscendo la creazione, perché è Lui che ci ha fatti. E quindi noi ci poniamo di fronte alla lode nella consapevolezza della creazione e della sua paternità, essere Suoi, essere riscattati, essere il gregge nutrito da Lui. E in che modo ancora? Con ringraziamento e con lode. C'è questo anello di congiunzione tra il ringraziamento e la lode. E questo Salmo 100 poi ci invita a celebrare, a benedire da parte nostra la celebrazione, da parte nostra la benedizione. Perché? Perché questo è un Dio buono, ha un progetto buono, ha un progetto di grande fedeltà. Una fedeltà, osservate, per ogni generazione. C'è un concetto di tempo dentro questa parola generazione. Un tempo immenso, senza termine. Il senso della perpetua bontà di Dio ci suggerisce questa inalterabile dimensione. Alcuni pensatori hanno scritto che il tempo e lo spazio sono categorie dell'animo.
il concetto di eternità rende impossibile il dare una dimensione. Noi, creature finite, non possiamo cogliere l'infinitezza. Essa appartiene solo al Signore, che va lodato per un merito oggettivo, intrinseco alla sua natura, l'assolutezza perfetta. Insomma, come sappiamo, e chi non lo sa, lo esamini dalla scrittura, i Salmi, questo libro veterotestamentario, sono più di ogni altro il libro biblico che offre spunto per una preghiera di lode. Vanno utilizzate queste letture, utilizziamoli nella nostra lettura quotidiana. Andiamo a cercare questi motivi di lode che potrebbero essere persino sintetizzati estremamente in due concetti fondamentali. Cantate all'Eterno inni di lode, dice il Salmo 147, versetto 7. Cantate la sua lode nell'assemblea dei fedeli, dice il Salmo 149, versetto 1. In due modi, nell'ambito del collettivo e nell'ambito dell'individuale. Noi possiamo lodare l'Eterno come abbiamo fatto nell'ambito del collettivo, la collettività della Chiesa, ma anche nell'individuale. Osservate questo passo, facciamo un salto nella scrittura, andiamo al libro di Daniele, al capitolo 2, al versetto 23. Io ti rendo gloria e lode perché mi hai dato sapienza. Un'altra motivazione per la quale noi possiamo lodare il Signore, perché abbiamo ricevuto da Dio la sapienza. Non abbiamo ricevuto da Dio solamente la salvezza. Questo ringraziamento non solo per la salvezza offertaci immeritatamente, e dobbiamo sempre ricordarcelo, ma per la sapienza che ci ha permesso di cogliere le grandi verità della fede. E la sapienza è questa, appunto. Dal punto di vista biblico la sapienza vuol dire il poter accedere alle verità della fede, l'avere la capacità che viene soltanto dallo Spirito Santo di cogliere le cose fondamentali. Voglio ricordare un passo che troviamo in Matteo 11, 25. È Gesù che parla. Dice: io ti rendo lode, o Padre, del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Avevo l'impressione di trovarsi di fronte a un capovolgimento di quello che abbiamo detto. Qui addirittura si dice che i sapienti non conoscono queste cose. I sapienti del mondo, i sapienti che possono essere dei grandi scienziati, potrebbero non conoscere queste cose. Mentre venivo questa riunione, ascoltavo la radio e il canale di Rai 3 è sempre molto interessante dal punto di vista del contributo culturale. E sentivo la storia di un sapiente del mondo che si chiama Spinoza, che metteva in discussione tutta la creazione come opera di Dio, ma la mette in discussione soprattutto dal punto di vista dell'incarnazione di Gesù Cristo. Spinoza è un filosofo che tutto sommato si riconosce in una creazione che è avvenuta, di un essere superiore. Ma questo sapiente del mondo non ha colto che Gesù Cristo si è incarnato nel seno di una ragazzina di Israele, Maria, e si è fatto uomo. E questo è il progetto di Dio, pensato prima di tutti i secoli. E queste intelligenti del mondo, come dice Gesù, hanno perduto questa conoscenza, che è la sapienza che viene dalla parola. Quindi, dunque, è completato in questo passo il concetto precedente di sapienza. Apparentemente potrebbe sembrare capovolto, invece è completato.
e ci viene sottolineato che la sapienza vera può essere colta da tutti coloro che hanno la buona volontà di appropriarsene. La sapienza è alla portata di tutti. Lode al Signore dunque, che l'ha rivelata ai piccoli. Come gli Ebrei, nel Nuovo Testamento, sempre al capitolo 18, al versetto 15, leggiamo: offriamo a Dio un sacrificio di lode. Ora, va detto che il popolo ebraico offriva olocausti, vittime insanguinate, svolgeva un'attività cultuale persino faticosa, e questo sacrificio era sempre imperfetto. Noi invece oggi possiamo, con la sola nostra lode, con le sole nostre parole, che devono venire dal cuore e non devono essere una vuota ripetizione di formule, noi oggi possiamo lodare Dio in questo modo, con una immersione totale nello Spirito. Leggiamolo di nuovo, questo passo di Ebrei 13:15: per mezzo di Lui, dunque, offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, che è il frutto di labbra che confessano il suo nome. Vogliamo lodare Dio anche impegnandoci per le nostre future generazioni. I nostri figli devono imparare da noi a lodare Dio. Il Salmo 78, al versetto 4, ci dice che diremo alle generazioni a venire le lodi dell'Eterno. La lode a Dio esprime anche un concetto missionario, pensate un po'. Isaia 42, versetto 10: cantate le sue lodi alle estremità della terra. Come se si accennasse che questa salvezza deve appartenere a tutti i popoli. Isaia, quando parlava, Isaia si riferiva a tutti i popoli del mondo, in una visione missionaria, anche se Isaia è un profeta che parla soprattutto per il popolo di Israele. E allora ecco che la santità di Dio deve essere trattata da noi con questa lode. Questa lode è appunto il primo atto del nostro approccio con Dio, con il Signore. Come abbiamo già osservato, la lode si lega alla riconoscenza e al ringraziamento. Lodo te, Signore, e ti ringrazio. Quindi questa seconda riflessione sulla preghiera la facciamo sull'importanza del ringraziamento. Abbiamo già visto il Salmo 100, entrate nelle sue porte con ringraziamento e con lode. Paolo ai Corinzi, nella seconda lettera, al capitolo 4, versetto 15, scrive: sovrabbondi il ringraziamento alla gloria di Dio. Pensate un po' che voce verbale forte, sovrabbondi. Non sia mai sufficiente in un certo senso. Il vostro atteggiamento deve essere di abbondanza. Prima Corinzi, al capitolo 15, al versetto 57, io poi scopro un altro concetto, sempre portato avanti dallo stesso autore, che ci dice: ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria. Grazie Signore che, nonostante i problemi, i dolori, le malattie, la morte, nonostante tutto, ci dai la vittoria. Perché Cristo sconfigge la concupiscenza, i limiti, la morte. Cristo sconfigge la morte. Cristo sconfigge i Covid. Cristo sconfigge contraddizioni, confusione, notizie sovrappongono. Cristo è la vittoria. Il ringraziamento si esprime anche con atti concreti, la generosità verso i bisognosi, verso il bisogno della Chiesa, perché tanto ho ricevuto e in parte voglio restituire. Ma in questo concetto in cui si parla di preghiera, il ringraziamento è un'espressione orale, dalla bocca e dal cuore deve procedere.
Se non c'è il cuore, diventano parole vuote. Ringraziato sia Dio del suo dono ineffabile. Seconda Corinzi 9:15. Del suo dono ineffabile. È un aggettivo questo ineffabile che vuol dire allo stesso tempo irraggiungibile, incoglibile, indefinibile. Hai tu ricevuto un dono ineffabile? Qual è il dono ineffabile che hai ricevuto? Se tu hai creduto in Cristo e hai confessato i tuoi peccati e ti sei ravveduto, hai ricevuto un dono ineffabile. Diciamolo anche a chi ci ascolta, magari per la prima volta. È indispensabile credere in Gesù Cristo, accettare il perdono dei peccati che può venire soltanto da Lui. Non è ripetitivo nemmeno dircelo tra di noi. Ma al di là di questo dono, hai ricevuto tu un dono ineffabile? Ti chiedo, abbonda nei tuoi grazie. Non aver paura di dire una parola di troppo. Insegna ai tuoi figli a ringraziare per il successo scolastico. Finito l'anno scolastico. Ok, giorno. Per la natura che ci circonda, per la natura che ci induce ad essere responsabili. Si parla oggi spesso di etica ambientale, responsabili nei confronti della natura, responsabili nel momento in cui ci troviamo di fronte alla problematica del riciclo o dello spreco del cibo. Insegna ai tuoi figli a essere responsabili ringraziando per quello che il Signore ci dà, per le comodità, per le tecnologie. C'è qualcuno di noi che non avrebbe mai pensato di dover ringraziare Dio per le tecnologie. Eppure, in questi mesi sono stati indispensabili perché noi potessimo continuare a essere collegati. Se non ci fossero state le tecnologie. Ringrazia il Signore per tutte queste cose, ringrazia il Signore per il dono di Gesù. E questo va al di sopra di tutte le cose che abbiamo detto. E ringrazia il Signore anche quando le cose vanno male, perché la vita ci presenta anche dei problemi. E non potremo credere di vivere un'esistenza senza problemi, magari perché ci siamo affidati al Signore. Il Signore è una grande benedizione, ma non è un istituto di sicurezza. Avremo anche dei problemi. Ringrazia il Signore anche quando ci sono. Ma, terzo ambito, al Signore possiamo anche chiedere. Dopo averlo lodato, dopo averlo ringraziato, possiamo anche intercedere per altri e chiedere per noi stessi. 1 Timoteo 2:1, Paolo sostiene, fate intercessioni per tutti gli uomini. Fate intercessioni per tutti gli uomini. Tutti. Intercessioni e ringraziamenti. Lo leggo. Esorto dunque prima di ogni altra cosa che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini. Questo è il versetto al completo. Osserviamo come si intrecciano allora lode, ringraziamento e intercessione in un'unità culturale veramente inscindibile. Preghiera del Padre nostro viene l'esempio e viene Gesù che ci insegna la logica e la priorità della preghiera stessa. Pensate un po', qualcuno di noi l'ha imparato anche a memoria, no? Quando le cose si imparano a memoria hanno il vantaggio di rimanere, ma hanno anche uno svantaggio, quello di diventare un meccanicismo, un automatismo, una formuletta vuota.
E allora riflettiamo su questa preghiera. Sia santificato il tuo nome al Padre nostro, che è nei cieli, si dice, sia santificato il tuo nome. Allora, in attesa del tuo ritorno definitivo, perché c'è anche il bene del tuo regno, c'è fatta la tua volontà. Sottinteso, io leggo, grazie Signore perché il tuo nome è santificato e la tua volontà avviene in cielo e in terra. E poi la richiesta, la giusta richiesta. Dio vuole che chiediamo, anche se tutto dipende dalla sua volontà. Dacci oggi il pane quotidiano. E il pane quotidiano non è solamente quello che noi mangiamo e che non dobbiamo sprecare, ma il pane quotidiano è anche la parola di Dio. Noi dovremmo imparare a nutrirci ogni giorno della parola di Dio. Quando noi non ci nutriamo della parola di Dio ogni giorno, vediamo un pezzo della sua potenza, della sua autorità e della sua generosità. E dimostriamo a noi stessi, ma anche a Lui, di non essere grati di quello che Lui ci ha dato, la sua parola. Come si fa a vivere senza parola? Come si fa a vivere senza mangiare? Eppure nessuno si sognerebbe di vivere senza mangiare, ma vivere senza la parola qualche volta lo si fa. E allora questo è un correttivo che dobbiamo dare alla nostra vita, se eventualmente fosse da correggere. Dacci oggi il nostro pane e perdonaci Signore, di tutte le cose che hanno dimostrato il nostro limite nei tuoi confronti. Anche noi ci impegniamo a perdonare tutti coloro che hanno commesso delle scorrettezze o dei non riguardi nei nostri confronti. Perché sarebbe troppo comodo che io fossi perdonato, ma non sento l'urgenza di perdonare gli altri. Non indurci in tentazione. Ora, vedete, qualcuno ritiene, nel mondo cristiano, tra virgolette, che questa preghiera in un certo senso dovrebbe essere cambiata, perché si dice, ma Dio non induce mai in tentazione. Allora io dico, come mai Gesù Cristo ha insegnato a pregare così? La sua autorevolezza supera qualsiasi altra considerazione. Liberaci dal male, liberaci dal maligno che esiste ed è operativo. Altra cosa che dobbiamo imparare e dobbiamo insegnare ai nostri figli, che a scuola sentono che il maligno è un'invenzione medievale. Invece Gesù sostiene che esiste il maligno e che è operativo. E poi la conclusione, che dopo la richiesta sembra voler tornare alla lode iniziale, perché tuo è il regno, tua la potenza e la gloria in eterno. Ecco dunque, stiamo attenti quando preghiamo di non richiedere solamente. Abbiamo fatto diverse riflessioni in queste domeniche sulla preghiera. Abbiamo visto con gli interventi precedenti quanto importante sia porsi nel giusto atteggiamento nei confronti della preghiera. Ma sottolineiamo anche questi aspetti che possono ampliare la nostra riflessione. Non chiediamo e basta. La lode al primo posto, il ringraziamento al secondo posto e al terzo posto la richiesta. Dio vuole che noi chiediamo, ma che chiediamo nel giusto modo, e come è stato sottolineato più volte anche dalle predicazioni precedenti, il fratello Silvano domenica scorsa l'ha detto con chiarezza, nella sua volontà.
È la volontà di Dio quella che fa la differenza. Ma il nostro pensiero sia rivolto al fatto che è indispensabile chiedere, perché il Signore ama sentirci anche chiedere. Preghiamo proprio in questo senso. Questa sia la conclusione di questa parte della riunione. Signore che sei in cieli, noi ti lodiamo perché tu sei grande e potente. Ti lodiamo perché tu hai dato il tuo Figlio Gesù Cristo affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Ti ringraziamo adesso questa preghiera perché tu ci hai dato Gesù Cristo. Ti ringraziamo perché tu ci hai rivelato delle cose attraverso la tua parola, non perché noi siamo più intelligenti, ma perché noi ci siamo impegnati a leggere la tua parola, abbiamo avuto delle notizie particolari da te. E di queste notizie che tu ci hai dato, noi ti ringraziamo. Preghiamo, Signore. Queste notizie preziose che tu hai dato a noi possano essere raccolte dai nostri amici, dai nostri parenti, dai nostri familiari, da coloro che non credono ancora nella tua potenza, Signore. E allora dovremmo intercedere proprio per loro, per i nostri concittadini, per i nostri vicini di casa, per i nostri parenti, che ancora non hanno scoperto la tua potenza. Tutte queste cose. La nostra lode a te, Signore. Il nostro ringraziamento a te. La nostra preghiera a te. Tutte queste cose. Nel nome potente di Gesù Cristo. Perché tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Amen. Vorrei che mettessimo il versetto di quel Salmo 24 che ci ha accompagnati nella fase della lode e dell'adorazione. Il versetto 5, Salmo 24, e c'è una definizione dell'alleanza, del rapporto, della relazione. Versetto 5 è scritto: egli riceverà benedizione dal Signore, giustizia dal Dio della sua salvezza. Quell'innocenza assicurata che ci consente di salire al monte è garantita attraverso la giustizia di Cristo, vissuta pienamente alla croce, in modo anche violento e cruento. Egli di fatto si è sostituito a noi, ha preso su di sé la nostra condanna. Come avrebbe potuto spiegarlo ai suoi amati discepoli? Qualcosa di così forte e unico, proprio con il pane e con il vino. Oggi lo faremo osservando anche nuove procedure igienico-sanitarie, involucro, indosserò dei guanti, l'uso del gel, tutto diventa più complesso, ma in un certo senso ci porta anche a riflettere sulla purezza, sulla santità di Dio. Ecco perché tutto il modello veterotestamentario parlava di questo, parlava di questo ordine preciso dato ai sacerdoti. Pertanto, mentre la legge ci chiede di fare questo per il bene comune, per la shalom comune, noi comunque rievochiamo qualcosa. Soprattutto rievochiamo anche dei momenti nei quali Gesù ha condiviso il pane durante una cena. Lo ha preparato, se vogliamo dire, in quel momento. Però quello che rimane e che non cambia nel tempo è ciò che l'ordinamento significa.
perché procede dal Padre, in quanto sia il pane e sia il vino sono elementi della creazione, della buona creazione di Dio, richiamata anche nella predicazione, è stata istituita dal Figlio come memoriale dato alla Chiesa. Infine sarà lo Spirito Santo ad assicurare il giusto atteggiamento per andare verso i simboli. Così non andiamo solo con delle emozioni che sono necessarie, ma andiamo perché lo Spirito Santo ci spinge verso il simbolo. Allora, un'ulteriore domanda. Quali sono le tue aspettative oggi? Sono solo legate al fatto che da diversi mesi non hai potuto osservare l'ordinamento? Oppure perché ai simboli sei spinto dallo Spirito Santo per aver compiuto un cammino con Dio? E sei pienamente consapevole che per andare sul monte, per sederti alla sua presenza, è necessaria una sana relazione fatta di quotidianità, di scelte giornaliere, di impegno, di responsabilità. Ecco cosa possiamo fare oggi. Ripensare a ciò che significa il simbolo e cosa rappresenta per la nostra vita. Così vogliamo dare anche una diretta di quei momenti. Così mentre il fratello Salvatore ci accompagnerà nella lettura del Vangelo di Luca, capitolo 22, dai versetti 7 a 20, è una sera particolare. C'è una stanza preparata per questo grande evento. Così mentre Salvatore leggerà, io mi avvicino un po' alla preparazione. Venne il giorno degli Azimi, nel quale si doveva sacrificare la Pasqua. Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: andate a prepararci la cena pasquale, affinché la mangiamo. Essi gli chiesero: dove vuoi che la prepariamo? Ed egli rispose loro: quando sarete entrati in città, vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa dove egli entrerà. E dite al padrone di casa: il maestro ti manda a dire: dov'è la stanza nella quale mangerò la Pasqua con i miei discepoli? Ed egli vi mostrerà al piano di sopra una grande sala mobiliata. Lì apparecchiate. Essi andarono e trovarono come egli aveva detto e prepararono la Pasqua. Quando giunse l'ora, egli si mise a tavola e gli apostoli con lui. Egli disse loro: ho vivamente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire, perché io vi dico che non la mangerò più finché sia compiuta nel regno di Dio. Poi prese un calice, dopo aver reso grazie, disse: prendete questo e distribuitelo fra di voi. Perché io vi dico che da ora in poi non berrò più del frutto della vigna, finché sia venuto il regno di Dio. Poi prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo, che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, diede loro il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, che è versato per voi. Del resto, ecco la mano di colui che mi tradisce e con me sulla tavola. Stiamo preparando. Fatto.
stiamo preparando perché tanto possiamo tornare indietro. La parola del Signore ci offre non solo una rivelazione precisa, ma ci dona anche delle emozioni. Fa parte di quella meraviglioso dono di Dio, no? Anche lavorare verso questo memoriale. Azione. Ha annunciato la sua sofferenza a cena. Lo sta spiegando, anche se non tutto è stato compreso. Tanto, vedete, lo Spirito ci spinge verso questo. Porta dentro delle situazioni che hanno a che fare proprio con questa possibilità oggi di essere. Solo in Gesù nel sangue suo io fondo la speranza mia, nel nome suo io crederò, soltanto lui confiderò. Solo in Gesù, nel sangue suo, io fondo la speranza mia, nel nome suo io crederò, soltanto lui confiderò. Cristo tu, roccia sei, forza al debole, e nella tempesta so che sei il Signore. Se non lo
Che verso è che guardo. Beh, lo cantiamo lo stesso, dai. Diamo appuntamento a domenica prossima. Oggi abbiamo provato a ripartire. Ci ha assicurato la presenza del Spirito in mezzo a noi. Domenica prossima ci sarà gran parte della comunità radunata. Diamo appuntamento domenica prossima, avremo la possibilità di accogliere quantina di fedeli all'interno di questi locali e più qualcuno fuori. Quindi poi gestiremo questa nuova procedura con un sistema di prenotazione. Pertanto vogliamo augurarvi una buona domenica. E qual è il miglior saluto da potervi dare stamattina? È un saluto che viene dal Signore, perché Lui sa salutare molto bene. Dalla lettera, dal libro dei Numeri, siamo nel Pentateuco, capitolo 6, versetto 24, così è scritto. Salutiamo. Signore ti benedica e ti protegga. Signore faccia risplendere il tuo volto su di te, sia propizio. Signore volga verso di te il suo volto, sia pace. Buona domenica.